Mister Allegretti si ferma a 6 la striscia di vittorie consecutive, è arrivato comunque un risultato positivo, il pareggio contro la Folgore, peccato no? Perché dato il vantaggio, sprecato una clamorosa palla del 2-0, preso una traversa e poi l'episodio del rigore, nel secondo tempo forse è mancata la gamba, no? Per andare a far male ancora. Sì, 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 abbiamo fatto secondo me mezz'ora di altissimo livello. Siamo riusciti anche a fare dei buoni fraseggi su un campo difficile. Abbiamo avuto occasioni, è chiaro che non sfruttandole, poi dopo è subentrata un po' di stanchezza, hanno iniziato a crescere anche loro, poi abbiamo subito questo rigore. Nel secondo tempo onestamente non avevamo più la gamba per ripartire, abbiamo provato a mettere dentro Odinelli, che è un ragazzo interessante, però insomma avrà tempo e modo per crescere contro due difensori esperti come quelli della Folgore, non era facile. Ma nel complesso un ottimo pareggio, perché continua la nostra striscia positiva. È chiaro che ci sarebbe piaciuto vincere onestamente, però un pareggio contro una squadra così importante non è un risultato da buttare. Va detto che venivate da una battaglia col San Giuliano, da un'altra battaglia con la Varesina, è chiaro che poi, insomma, lo dico io, la rosa è ridotta un po' all'osso, è chiaro che quindi le forze è necessario in 3 partite, la terza partita della settimana è quella che insomma si fa più sentire. Ma la cosa certa è che i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, perché sono usciti stremati, sono usciti anche arrabbiati, perché chiaramente l'abitudine dell'ultimo periodo a vincere è sempre stato qualcosa di eccezionale. Però torno a ripetere che è un risultato importante il pareggio. Quindi continuiamo sulla nostra strada, adesso abbiamo più tempo per recuperare, per prepararci a un'altra partita difficile.